Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Continuano gli sbarchi nella nostra regione, l'ultimo a Pozzallo, dove sono arrivate 147 persone soccorse da 2 motovedette della Guardia Costiera a una trentina di miglia a sud-est della costa. L'intervento ha evitato che si consumasse un'altra tragedia in mare. Diversi sono stati comunque i casi di ipotermia e collasso che hanno imposto il trasferimento di alcuni soggetti all'ospedale per le cure adeguate e necessarie. Inoltre, alcuni migranti hanno riferito di essere senza acqua potabile da giorni. Un corriere è stato picchiato a sangue e rapinato a Palermo in via Leonardo Ruggeri nel quartiere Passo di Rigano. Secondo quanto ricostruito, 2 uomini armati di coltello lo avrebbero assaltato mentre era impegnato in un giro di consegne. A lanciare l'allarme è stato lo stesso lavoratore. I rapinatori lo avrebbero bloccato e spintonato, gli avrebbero dato pugni e lo avrebbero minacciato costringendolo a consegnare i contanti che aveva in tasca. Poi sarebbero fuggiti a bordo di uno scooter facendo perdere le proprie tracce. Sul caso indaga la polizia. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 60 anni pregiudicato residente a Porto Empedocle in provincia di Agrigento poiché è ritenuto responsabile di resistenze e lesioni a pubblico ufficiale. Una pattuglia è intervenuta a seguito di una lite in famiglia nel corso della quale l'uomo stava aggredendo la propria figlia maggiorenne vicino al portone d'ingresso. Alla vista dei carabinieri l'uomo ha aggredito anche questi ultimi, procurando lesioni a un militare che sono state medicate dal personale del 118 intervenuto sul posto. L'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari. I carabinieri di Paternò in provincia di Catania hanno arrestato 2 soggetti del posto, un 51enne pregiudicato e un 28enne già noto anche lui alle forze dell'ordine per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno fermato l'auto sulla quale viaggiavano i 2 lungo la strada provinciale 57 per un normale controllo, ma l'atteggiamento nervoso dei 2 ha convinto i carabinieri a procedere con una perquisizione grazie alla quale hanno trovato 110 grammi di marijuana. I carabinieri hanno sottoposto a sequestro la sostanza stupefacente. Per i 2 paternesi è stato invece convalidato l'arresto su disposizione dell'autorità giudiziaria etnea. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 16. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.